Va ora in onda Potere al Popolo. Buongiorno Pier, ovvio parliamo di Bologna e quindi conosciamo bene l'argomento. Allora, il sottoquartiere del Pilastro sta nella circoscrizione di San Donato, uno delle 9 di Bologna, che è un quartiere popolare e il Pilastro ha sempre generato numerosi problemi, nel senso che è sempre stato un po' un'area in cui alloggiavano, passavano personaggi anche della delinquenza. Quello che è avvenuto ieri, l'altro però domenica, è una questione di cronaca. Il racconto è molto semplice, allarmati da una modalità violenta di questa disgraziata persona, i cittadini bolognesi chi era residente lì ha chiamato la polizia è intervenuta. Nell'intervenire deve essere successo qualcosa in più che sarà frutto delle indagini, tanto più che hanno la Camera addosso, e invece sul fatto di cronaca si è costruito un mondo. Intanto un'osservazione, non so, non è che ci vuole molto capire. Se la persona grida aiuto, lo può gridare per tanti motivi, ma sicuramente non sta morendo soffocato, perché se no non si sentirebbe aiuto. Ma queste sono tutte illazioni. Adesso vedremo i risultati di chi farà questo lavoro, immagino seriamente. Ma la grande stupidaggine, il grande errore lo fa il sindaco di Bologna, che convoca una manifestazione di amicizia fra i bolognesi e gli immigrati, non so, nordafricani. In realtà smobilita nelle zone centrali della città tutta una serie di personaggi, individui, spesso anche loro di quel raggruppamento etnico, ma non solo, che sono lì per combinare di tutto e di più. Quindi si passa dalla giusta recriminazione di una famiglia che vede un proprio familiare, anche se ha forte disagio, che muore, quindi chiede di capire che cosa è successo, e mi sembra più che giusto, a una ennesima pagliacciata che poi si trasforma, questo è ovvio che non è l'Empoli che volesse quello, no? Non solo lo spero, ma ne sono sicuro, ma che però degenera in quello che abbiamo visto. Quindi l'Empoli ovviamente due in condotta e va cacciato. Grazie a questo ascoltatore, poi il bello è venuto durante la notte, vi sto facendo vedere il sito di Repubblica, scontri nella notte in centro Bologna, in fiamme 2 auto del comune. Gentili ascoltatori, ben ritrovati, Sammy Varini in diretta nazionale sulla pagina Facebook, su YouTube, sul sito radiolibertà.net, ma anche nella banda DAB, sul nostro canale DAB, siamo in tutta Italia. Il ribuongiorno ve lo porto tra pochissimo con il Qui Parlamento e torneremo su uno degli argomenti più importanti di questi giorni e quindi sulla triste fine dell'orefice in galera, ma ancora più triste la fine di quel marocchino a Bologna, su cui naturalmente convergono le indagini. Cerchiamo di capire cos'è successo al posto di chiamare tutti alla rivolta, punto di domanda. Ma per fortuna tra pochissimo ci sarà anche la musica indipendente con una cantante e performer ucraina che ci farà ballare con la sua nuovissima Take Me Back, Victoria Sacno. E alle 11:30 parleremo di disabilità. Parleremo di demenza senile, parleremo di Alzheimer con un operatore sanitario che sta portando avanti una missione molto importante alle 11:30, non mancate. Subito però ci colleghiamo con il Qui Parlamento, come vi dicevo, ritorniamo sull'argomento importante, quello dell'orefice condannato anche a risarcire i suoi ladri. Linea al nostro parlamentare Bergesio. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Io intervengo oggi per esprimere tutta la nostra profonda amarezza e la nostra vicinanza umana a Mario Roggero e alla sua famiglia dopo la sentenza definitiva
dopo la sentenza definitiva che lo condanna per i tragici fatti avvenuti il 28 aprile del 2021. Quella sera era nel suo negozio Mario Roggero, subì una rapina violentissima. Erano presenti sua moglie e una delle sue figlie. In quei drammatici momenti, segnati dalla paura e dalla concitazione, reagì a un'ennesima aggressione. Aveva già subito più rapine negli anni precedenti, che aveva sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. Una vicenda nella quale purtroppo persero la vita 2 dei rapinatori e un terzo rimase ferito. Nessuno può gioire per la perdita di vite umane, ma allo stesso tempo noi non possiamo ignorare il dramma vissuto da un uomo che dopo una vita di lavoro onesto si è ritrovato al centro di una tragedia destinata a segnarlo per sempre. Oggi Mario Roggero ha 72 anni, è un marito, un padre, un uomo, un lavoratore che ha dedicato la propria esistenza alla sua attività e alla sua famiglia. Pensare che oggi debba varcare la soglia di un carcere suscita in tutti noi e nei cittadini un profondo dolore e un senso di smarrimento. Per questo io desidero rivolgere da quest'Aula, a nome di tutto il nostro gruppo, un rispettoso appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché voglia valutare nell'esercizio delle sue prerogative che la Costituzione gli attribuisce la concessione della grazia a Mario Roggero. Sarebbe un gesto di alta umanità e di misericordia istituzionale nei confronti di una persona che porta già sulle proprie spalle il peso di una vicenda tragica che nessuno avrebbe mai voluto vivere. Auspichiamo anche che tutto il centrodestra unito possa chiedere per quest'uomo la grazia. Sarebbe un grandissimo gesto da parte di tutti noi, con grande senso di responsabilità. Io esprimo la nostra più sincera vicinanza, la vicinanza di quest'Aula a Mario, a sua moglie, alle sue 4 figlie che ho l'onore di conoscere molto bene, a tutti coloro che in questi anni difficili gli sono stati accanto con affetto, con rispetto e soprattutto con tanta solidarietà. Auspico anche che il Parlamento prosegua il lavoro avviato nel 2019 sul tema della legittima difesa, promuovendo anche quelle misure per escludere senza equivoci qualsiasi indennizzo verso i ladri e i rapinatori in sede di causa civile. Una norma contenuta in un nostro disegno di legge confluita in un provvedimento del governo che intendiamo approvare il prima possibile. Chi subisce una violenta aggressione deve contare su un quadro normativo chiaro, equilibrato e capace di garantire giustizia senza lasciare soli i cittadini onesti. Lo voglio ricordare ancora a tutti in quest'Aula: la difesa deve essere sempre legittima da parte dei cittadini. Mario, noi siamo vicini a te e alla tua cara famiglia. Noi, caro Mario, ti vogliamo libero subito. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. My body's gone like favorite song of Rolling Stone. Look like I missed again. I'm not alone, and now he proved that I was wrong. Relax and start the game. Please take me back. Please take me back. Take me back. Take me back. Please take me back. My shadow's gone, just chasing dreams I can hold on. The night is on my side. I woke
alone, but in my mind he still go on. Oh, oh, I feel he's deep inside. Please take me back. Please take me back. Take me back. Take me back. Please take me back. Please take me back. Take me back. Take me back. Please take me back. Just take me back. Oh ragazzi, Take Me Back è riuscita a far ballare anche il nostro regista Simone, a smuoverlo dai comandi della radio. Take Me Back. Lei è Victoria Sacno ed è con noi. Ciao Victoria! Ciao, buongiorno. Piacere di trovarti. Allora, prima di tutto le pronunce, perché io di solito le sbaglio sempre. Come si pronuncia il tuo nome e cognome? Dillo tu che lo fai suonare bene. Victoria Sacno. Sacno, con l'accento sulla O, quindi? Yeah. Ah, così va molto meglio. Victoria Sacno, mi piace. Senti, tu sei una cantante e performer ucraina che ti stai facendo notare alla grande qui da noi. E non solo, perché questo pezzo effettivamente, Take Me Back, suona bene per radio e gira perfettamente in tutto il mondo, si lascia ascoltare, si lascia ballare, ma qua in Italia sei sbarcata grazie all'etichetta Music Force, che salutiamo, che ne cura la distribuzione. E cavolo, ho già visto i tuoi social, stai apparendo un po' ovunque, per cui vuol dire che questo pezzo sta piacendo. Victoria, cosa ci hai messo dentro in questa canzone? Soprattutto, lo diciamo per chi ci ascolta in radiovisione, abbiamo trasmesso anche un video carinissimo che ti vede in versione spaziale. Ma dove vai? Dove stai andando? Victoria, raccontaci. Sì, sto andando a ricerca di pace e amore. Oh, mi piace, pace e amore, non possiamo che essere d'accordo, è vero. Sì. Abbiamo creato questa video con l'intelligenza artificiale per dare una forma. Non volevo per esempio fare documentario su di me, perciò è venuta questa idea, andare in ricerca pace di amore, così. Non posso che essere felice di questo, perché arriviamo dalla rassegna stampa, ho letto finora terribili titoli dei quotidiani, succedono cose pazzesche qua in Italia e per fortuna appunto ogni tanto ci distraiamo con un po' di musica un po' più leggera. Victoria, cosa stai portando avanti? La passione per la musica quando ti è venuta? Come la stai portando avanti? Dove vuoi arrivare? È un passatempo? È un hobby? Che cos'è la musica per te? Cosa ti sta dando? E soprattutto, visto che appunto questo pezzo è fresco, appena uscito praticamente, cosa ti sta portando? Ti stanno già arrivando feedback? Ti scrive? Le radio ti trasmettono? Io sono sicuro che sulla nostra
questo pezzo suona veramente bene e quindi la gente sarà felicissima. Quali sensazioni hai in questo periodo della tua vita grazie a questo pezzo Take Me Back? Allora, io ho ricominciato dopo una bella pausa perché sono dedicata alla famiglia, ho fatto una pausa e poi ho ricominciato di cantare. Piano piano siamo arrivati che è uscita questa canzone e adesso sono veramente emozionata perché non aspettavo che va alla grande questo pezzo. E beh, quello è merito tuo e anche della squadra. Chi c'è in squadra con te? Con chi hai fatto squadra per fare questo pezzo? Allora, il brano è nato grazie alla collaborazione con Nazar Rafkov. Il suo contributo è stato fondamentale nella composizione della musica e del testo. Io ho cercato di interpretare la canzone con tutta la mia sensibilità, le mie emozioni. E vorrei ringraziare di cuore a Music Force per aver creduto in questo progetto e per tutto il lavoro svolto nella produzione, nella promozione del brano. E giustamente ringrazio anche Nazar Rafkov per questa bellissima collaborazione. La squadra è importante, ma ancora più importante, secondo me, in questa estate, che tu ti faccia vedere in qualche spiaggia, in qualche locale, per cantare dal vivo questo pezzo, perché comunque è un pezzo fatto per l'estate, fatto per ballare, per muoversi un attimino, per menarsi via dai problemi del giorno. Intanto, importante, e per voi che ci seguite su internet, cercare questa canzone, semplicissimo, Take Me Back, Take Me Back per gli ignoranti, Victoria Sacno, facilmente recuperabile. Sì, magari dovete fare un po' di fatica a azzeccare bene il nome e il cognome. Victoria scritto con la K e dopo la prima I c'è anche la Y, giusto Victoria? Sì, L'ho imparato, giusto. L'ho imparato, ci ho messo tanto, ma l'ho imparato. Sacno, dopo la K c'è una H, confermi? Sì, confermo. Che culo, m'è andata bene. No, ho studiato, altro che. Senti, tu Vittoria fai base dove? Dove abiti? A Montesilvano, Pescara. Oh, splendida zona, e quindi un po' mare, un po' collina e posso soltanto dirti, Vittoria, cominciamo ad apparire in qualche locale perché qualcosa mi dice che puoi veramente regalare belle emozioni a chi ha voglia di distrarsi un attimo con un po' di musica dance. Vittoria, quando passi da Milano ti aspettiamo anche qui nella nostra radio, ok? Ok, grazie. Grazie mille. A prestissimo. Buona musica, Victoria Sacno, alla prossima, ciao! Ciao, arrivederci. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Take me back. Sto ancora cantando. Cosa devo dire? Rimani impressa. WhatsApp al 340 6709 659. Decine e decine di messaggi sugli argomenti del giorno. C'è un audio, lo sentiamo subito. Vai. Buongiorno, sono Giussi da Varese. Volevo dire questo. La Costituzione, quelli di sinistra la vogliono difendere ogni tanto quando gli fa comodo, come quando c'era il referendum, che poi non era neanche vero che difendevano la Costituzione. Però, in caso delle autonomie regionali, devono leggere l'articolo 8 della Costituzione, dove si dice che l'Italia, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo,
adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. È scritto, articolo 5 della Costituzione. E questo non l'hanno mai letto i sinistri? Adesso lo avranno sentito qualcuno, che glielo vadano a dire, per favore. Buona giornata. Grandissima questa ascoltatrice. Ma questo Mustafa lo sa che il 50% degli abitanti delle galere italiane è uno straniero come lui? Erminio, sì, ma per fortuna ci sono anche quelli onesti, è vero. Caro Sammy, la soluzione potrebbe essere questa: i parenti del criminale vanno spediti al loro paese e lì potranno fare tutta la vendetta che vogliono, sempre che glielo permettano, a patto che naturalmente il loro paese non sia questo, aggiungo io. Un'azione forte, sì, ma serve per far capire che qui i vermi finiscono al loro posto sottoterra e i loro familiari vengono rispediti da dove sono venuti. Un po' precipitoso, certo, ma abbiamo capito. Di gentaglia del genere ne facciamo anche a meno. Comunque queste vicende che arrivano dal confine sud del Lombardo-Veneto dimostrano solo una cosa: le sinistre politiche dei sinistri figuri creano solo terzo e quarto mondo e riempiono le terre celto-cristiane di gentaglia aliena che vuole adulare un pedoprofeta. Oh, non so questo secessionista a chi si riferisca. Luca, ma veramente non ti ho capito. Sammy, a questo Mustafa mando questo messaggio. Ma chi è questo Mustafa? Ve l'ho fatto ascoltare in precedenza. E per chi se lo è perso, giustamente riassumiamo un attimo la situazione facendovi ascoltare i messaggi che Mustafa, mio ascoltatore innamorato di me, ci ha fatto avere questa mattina. Sammy, so che sei un marionette della Lega. Dai, vediamo se hai le palle a parlare di questi assassini che hanno ammazzato questa persona. Questo qua è completamente integrato, 36 anni che vive in Italia e li hanno ammazzato questi qua, come quelli lì, George Floyd. Qua dobbiamo fare una rivoluzione contro queste polizie, questi razzisti qua. Tutta colpa vostra voi della Lega e questi qua, Meloni, Vannacci, tutti questi qua che buttano sempre benzina sul fuoco. Per arrivare al potere usano solo stranieri, non hanno niente a dare agli italiani e all'Italia. Va bene, questo ed altro ci ha raccontato questo nostro ascoltatore che giustamente diciamo che ha incendiato un po' gli animi visto le brutte cose che siamo obbligati a raccontare. Sammy, quando mi capita di accendere TV o certe radio mi viene automatico di far partire la canzone Carabiniere spara e non vi dico di andarvela ad ascoltare proprio quest'oggi, non è il caso. Buongiorno, comunque sia tutte le polemiche per deviare l'attenzione dai fatti importanti. Siamo nella merda, ci mettono nella prigione tecnologica pure per pulire il sedere, ma l'importante è fare il tifo per notizie di terza mano, ci scrive Marco. A casa nostra dobbiamo comandare noi, gli altri sono ospiti che devono camminare in punta di piedi, magari, e chiedere sempre per favore. E ancora, poliziotti assassini non ce ne sono. Ci hanno messo 6 minuti per non fargli del male. Aspetto l'autopsia. Questi sono tutti i messaggi che stanno arrivando al 34067099659. Vai Sammy, pesta duro, ma siete voi che state andando giù belli tosti questa mattina. Giorgio se la prende con il nostro ascoltatore immigrato. Ma il marocchino di ieri è stato ucciso dalla polizia o purtroppo è morto durante un intervento di contenimento della polizia? È morto perché magari aveva qualche altra cosa? Non credo che la polizia vada in giro, come ha detto il vocale di prima dell'altro marocchino, a uccidere le persone. Ma è quello che si sta facendo credere. Vedi la manifestazione di ieri a Bologna e vedi questa notte che ancora non avete visto, e quando accenderete il telegiornale a mezzogiorno la vedrete. Merida Ferrara, Mustafa al tuo paese, quando viene ucciso qualcuno straniero nessuno finisce in prigione, nessuna indagine. Il fratello di miei amici per un incidente scese dalla macchina e fu lapidato a sassate. Poi conosco altri fattacci, mi fermo qui, ne avrei da raccontare. Questo che si vanta di 30 anni in Italia, santo subito, cosa ha fatto oltre che spacciare droga?
remigrazione. Perché non ricordi al marocchino che dice che il defunto era perfettamente integrato il curriculum da delinquente pieno di reati, ci scrive Max da Crema. Come mai Fico, dopo aver promesso in campagna elettorale il reddito di cittadinanza regionale, quindi in autonomia, si dichiara contro perché incostituzionale? Tra l'altro, con che soldi, se hanno una voragine nei conti? Con i nostri soldi? E poi c'è un audio, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, Voilà. chiunque si sia occupato di sicurezza anche a livelli diciamo basici sa perfettamente che già la semplice contestazione di un verbale amministrativo di pochi euro crea dei problemi nell'interazione tra il trasgressore e la gente che interviene. Figuriamoci quando si interviene su azioni violente fatte nei confronti degli agenti o di altre persone o di beni materiali, no? Quindi io credo che giudicare questi fatti in termini puramente razionali è estremamente disonesto. È ovvio che la gente applicherà tutto l'addestramento che ha avuto, ma dall'altra parte non ha un soggetto in quel momento che agisce in maniera razionale e quindi deve adeguare in maniera, diciamo così, immediata qualcosa che risolva l'imprevisto, il che porta proprio all'imprevisto. Un saluto, ciao. Ti ringrazio e ti sto inviando proprio in questo momento, me ne avevi fatto richiesta qualche giorno fa, quel film di cui abbiamo parlato in queste settimane, Citizen Vigilante, quello che è stato oscurato in molte zone d'Europa. Già, essere lucidi in quei momenti, saper affrontare quel momento di non lucidità. Stiamo parlando di ciò che è avvenuto l'altro giorno con quel marocchino, ma anche ciò che è avvenuto all'Orefice. In quel momento non era lucido, era avvenuta una cosa gravissima, lo avevano rapinato, avevano minacciato la moglie e la figlia. Interessante questa situazione. Per evitare di marginalizzarli, gli immigrati mandiamoli a casa loro con la remigrazione. Sono d'accordo con l'idea di mandare all'opposizione Forza Italia e di far entrare nel governo Futuro Nazionale. Qualcuno ogni tanto ha queste idee. Giuliani, Cucchi, non si può dire, ma erano santi? Io sto con i poliziotti, ci scrive Carmen. Ciao Sammy, come siamo messi sull'autonomia? Sam di Bagolino abbiamo sentito proprio questa mattina che si muove qualcosa e come. Sì, ho capito, il poveretto aveva una crisi di nervi, ma bisogna vedere come ha aggredito la polizia. Se quel poveretto era matto bisognava curarlo, non lasciarlo andare in giro così, tutto un limite per tutti. Non difendo la polizia, ma questi non si fermano neanche all'alta, gli italiani lo fanno, molti immigrati no, poi succede quel che succede. E poi ancora WhatsApp, ragazzi, 3406709659. Alberto, è giusto e doveroso modificare la legge per evitare che le stofanti e i loro parenti abbiano dei benefici economici dalle malefatte compiute e se possibile anche altre varie ed eventuali, ma direi di non prendere in giro nessuno facendo credere a noi altri che sia possibile perseguire ciò che verrebbe bocciato come anticostituzionale. Indi per cui evitare di perdere tempo su fini irraggiungibili, anche su fatti seri e tristi come questi. Ciò che serve è solo puro pragmatismo, l'unica benzina di cui si deve nutrire la politica, ci scrive questo ascoltatori. Vediamo se faccio in tempo a leggere ancora qualcosa. Una proposta per i nostri politici: ai delinquenti extra applicare le pene del loro paese, scrive Elena da Crocetta del Montello. E qui ci fermiamo, signori, pochi minuti e cambiamo completamente argomento. Parleremo con un operatore sanitario, Claudio Scalzo, parleremo di demenza senile, parleremo di malati di Alzheimer, parleremo di caregiver, parleremo di disabilità. Restate qua. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Every quiet thought against the wall. I've learned to listen more than speak, to read the cracks, not chase the peak. Some days I'm fighting, some days I'm red, trying to make sense of the joy and pain. No perfect plan, no straight line truth, just borrowed time and restless youth. And I don't even know the end, I just need a place to stand. I'm still moving, even when I'm slow, still choosing roads I don't yet know. If I fall behind, I won't pretend, I'll breathe it in and start again. No clear answers, no excuse, just a heart that won't refuse. I'm still moving, that's my proof. I made mistakes I won't erase. They taught my hands different pace. I've held on tight, I've let things go. Both hurt the same, now I know. Every scar is just a sign. I crossed the line and redrew mine. I'm not lost, I'm just between who I was and who I mean. I don't need the lights to shine, just enough to see the line. I'm still moving, even when I'm slow, still choosing roads I don't yet know. If I fall behind, I won't pretend, I'll breathe it in and start again. No clear answers, no excuse, just a heart that won't refuse. I'm still moving, that's my proof.
If everything I build breaks down, I'll build again from solid ground. No grand escape, no final. Poi non dite che non vi faccio un po' ballare, ragazzi. In questa valle di lacrime, Sammy Varin baila, baila, baila con la musica da discoteca. Prima abbiamo ascoltato Take Me Back di Vittoria Sacno, che ci ha anche salutato, e adesso Empty Parking Lot di Gianmaria Bragantini, e lui è un DJ che lavora in tanti locali in queste serate, lo trovate qua e là in giro per l'Italia. Buona mattinata, ancora Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà. Di fianco a me ho un ospite che abbiamo annunciato, si chiama Claudio Scalzo. Ciao Claudio! Ciao Sammy, grazie per l'invito. Non potevo non invitarti perché quello di cui ci parli è un qualcosa che purtroppo abbiamo molto vicino. Se non lo viviamo nella nostra famiglia, vi auguro di no, abbiamo qualche amico o parente che ha queste problematiche. Tu sei musicoterapeuta, ma frequenti anche l'università di che ramo, mi dicevi? Scienze dell'educazione e della formazione, per concludere, diciamo, il mio percorso formativo. Io lavoro in casa di riposo da 20 anni. E quindi diciamo che di soprattutto anziani effettivamente hai una certa esperienza quotidiana. Claudio Scalzo ha una seguitissima pagina Facebook che si chiama TV dei ricordi, terapia non farmacologica per malati di Alzheimer, ma non soltanto, in generale. Qui stiamo parlando di anziani che hanno la demenza senile, che hanno più queste... che altro demenza senile è obsoleto come termine. Si usano vari tipi di demenza, che può essere frontotemporale, corpo di Levi, in base alla dove viene colpita l'anziano nel cervello. E qui vorremmo capire da voi dove stiamo andando, cari ascoltatori, e qual è la sensazione che avete, quindi ci potete scrivere se volete o telefonare. C'è la possibilità, insieme alla cura farmacologica, anche di portare avanti terapie non farmacologiche a domicilio, ma con una formazione dei famosi caregiver, che, ricordiamolo, molti ancora che sono fortunatamente lontani da questa situazione non capiscono. Caregiver, chi è il caregiver, Claudio? Colui che si prende cura del malato. Quindi colui che fa parte molto spesso della famiglia, o comunque anche un esterno. Un professionista, che può essere un OS, può essere un badante, può essere qualunque persona, può essere un amico, qualunque persona che si prende cura della persona malata. E quello che sto cercando di creare, percorsi di terapie non farmacologiche adatti alla persona e la formazione del caregiver, per far sì che dopo il caregiver porta avanti in autonomia questo percorso. E questo è importantissimo, perché chi purtroppo si trova in una situazione del genere molto spesso davvero non sa come comportarsi o riceve poche informazioni. Allora, già se seguite la pagina Facebook di Claudio Scalzo, scusa, ripetiamolo, com'è che si chiama la tua pagina? TV dei ricordi per malato di Alzheimer. Già questo nome, TV dei ricordi, già è un'indicazione, perché il malato di Alzheimer perde pian piano la sua memoria, oppure no, non ricorda che cosa, perché c'è bisogno di una TV dei ricordi. Guarda, il progetto è iniziato nel 2011 su intuizione del mio ex direttore sanitario, dove mi disse: la televisione nel nucleo protetto così non va bene. Lei si sta formando, sta studiando musicoterapia, approccio capacitante, bambola terapia, provi a vedere di creare qualcosa per il nostro nucleo. Tutti gli esperti del settore dicevano che la televisione nel 2011 non era adatta per il malato con demenza, perché poteva agitarli o rimanevano apatici. Noi abbiamo dimostrato il contrario, nel senso che, partendo dalla storia di vita del partecipante, andiamo a proporre dei video dove andiamo a stimolare l'eloquio, la socializzazione, il recupero in parte del senso ritmico, con l'obiettivo di una riduzione della terapia farmacologica e delle contenzioni fisiche.
Importante quindi fare squadra in questi casi, non arrendersi, e so che non vi arrendete voi che avete questa problematica in famiglia, ci spendete tutta la vostra esistenza, o qui parliamo di demenza o quello che è, ma parliamo anche purtroppo di semplice invecchiamento. Quando uno diventa vecchio non sei più quello di prima, e in famiglia bisogna farsi in quattro per aiutare chi ha queste problematiche. Qui naturalmente un grande applauso lo facciamo, perché sappiamo che abbiamo tanti ascoltatori come te, che non professionalmente ma stanno facendo miracoli per aiutare un proprio familiare a tirare avanti la carretta, e molto spesso c'è una dichiarazione d'amore quotidiana verso quella persona a cui badate, ed è una cosa bellissima. Intanto però, Simone, facciamo vedere cosa ha portato il nostro Claudio Scalzo in studio, perché questo è un po' il simbolo anche di ciò che stai portando avanti da anni, una bambola. Qui abbiamo una bambola denominata bambola terapia, nel senso che ha delle caratteristiche apposta per le persone con demenza. Se vedete, le braccia sono aperte, le gambe, vuol dire simbolo di accoglienza, gli occhi sono fatti apposta grandi, i capelli, il peso della bambola, per far sì che il malato accudisca il bambino. Può vederla come bambino o come bambola. E si lavora sul paternage o sul maternage, quindi è adatta sia all'uomo che alla donna, e la bambola diventa uno strumento contenitore di emozioni, per far sì di diminuire i disturbi comportamentali o aiutarli magari anche a andare a dormire. Importante ragazzi, importante non lasciarli mai soli, questi familiari, lo vedete anche voi, non possono restare da soli. Se ve ne andate un attimo, vi richiamano, hanno paura della solitudine. Naturalmente non è come tutte le terapie non farmacologiche, non è adatta a tutte le persone con demenza. C'è una scheda di osservazione, c'è un protocollo da seguire. Dopodiché, se si valuta che la persona è adatta all'inserimento della terapia, allora si procede con la vera terapia quotidiana. Interessantissimo, e chiaramente se avete domande da fare 340 67 09 659, anche poi più tardi ce le fate avere e noi le trasmettiamo a Claudio Scalzo, che ha questa pagina Facebook che si chiama TV dei ricordi, terapia non farmacologica per malati di Alzheimer. Nella tua pagina ci sono tante domande interessantissime che ti sono arrivate in questi tempi. Ad esempio, la demenza porta il soggetto a essere disinibito, non osservare più le regole normali di convivenza. Ecco, a questa domanda, ma anche ad altre, tu dai delle risposte molto importanti, perché la domandona che ci facciamo tutti noi, e che magari si fanno anche chi si trova a contatto con questa situazione in famiglia: come reagire davanti a questo modo di comportarsi magari lontano dalle nostre abitudini, e che non sembra poi questo modo normale anche per quella persona, perché magari è stata sempre una persona molto riservata, eccetera, e adesso c'ha caldo e si spoglia senza problemi. O magari dice anche delle parolacce, quindi può essere una Bravo, disinibizione verbale. È vero. E dobbiamo partire dal presupposto che non è la persona, ma è la malattia. Quindi dobbiamo cercare di creare una relazione dove noi andiamo dentro al mondo della persona senza correggerlo e senza sgridarlo, e mai trattarlo come fosse un bambino, ma cercare di creare una relazione per distrarlo e far sì di riportarlo nel qui e ora. Quindi riportarlo lentamente nel qui e ora, nella situazione attuale, senza arrabbiarsi, senza contraddirlo, ma accompagnarlo dolcemente verso la realtà, perché chiaramente, tranne nei casi più terribili, gravi, di Alzheimer avanzato, eccetera, nella realtà quella persona
ci ritorna, ci mette più tempo, sicuramente magari inizialmente ti guarda e non capisce chi sei, chi è quella persona che gli hai portato, eccetera, ma dopo un po', come quando ti svegli all'inizio, vedi un po' sfocato, eccetera, ci vuole un po' di tempo. Dopo un po' riesci ad agganciare, perché è un collegamento alla fine che manca del nostro cervello, è vero? Sicuramente, e l'approccio capacitante cosa ci dice? Che le parole dell'ammalato non sono modificabili, le nostre sì. Quindi quello che dice l'ammalato va bene, noi dobbiamo cercare di entrare nel suo mondo per dopo portarlo nel mondo di oggi. E ci sono delle tecniche conversazionali che ci possono aiutare. E sulla pagina molte volte le metto. La pagina è uno strumento, sto cercando di far sì per sentire meno sole le persone a domicilio. So che è virtuale, so che è una piccola cosa, però almeno si cerca di dare un'importanza al tema della demenza e cercare insieme delle soluzioni. Quindi creare una comunità viva dove le persone si sentono accolte e ascoltate. E che cavolo, è importantissimo. E questa tua missione l'hai portata in giro, la stai portando in giro, dove? Ti si può contattare per avere un incontro con te? Come si può fare? Mi potete contattare su Facebook, su Instagram la seguo meno, se no lascio anche il mio numero di telefono che è Certo. il 349 168 7713. Una mia email è claudio.scalzo@libero.it e sto cercando proprio di andare a domicilio dove creare un percorso su misura per la persona con demenza di terapie non farmacologiche. E come dicevamo prima, formare il caregiver, per far sì che dopo il caregiver in autonomia porta avanti questo percorso che abbiamo ideato insieme. E per chi vuole si può fare anche una visita geriatrica, perché almeno possiamo vedere il piano terapeutico e le terapie non farmacologiche. Quindi signori, se state ascoltando, siete direttamente interessati o avete comunque qualche parente, qualche amico che ha queste problematiche, trovate tutto facilmente sulla pagina Facebook di Claudio Scalzo e quindi cercando questa pagina che si chiama TV dei ricordi, ma lo sapete, c'è la Radio Libertà, c'è Sammy Varin, quindi anche se mi ascoltate in un altro momento su Facebook, su YouTube o in qualche replica, mi contattate, mi scrivete e vi faccio avere il contatto di Claudio proprio prima di tutto per essere rincuorati, perché comunque una persona poi perde pian piano le speranze e la cognizione, chi vive insieme a chi ha queste problematiche, e poi dei consigli importantissimi se siete caregiver, se state dando una mano o semplicemente se volete portare persone che si trovano a contatto con questa triste situazione. Recentemente, Claudio, ci sono state anche alcune sentenze, ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, che hanno esonerato le famiglie dal pagamento delle rette delle RSA, un'altra problematica gravissima chiaramente per chi ha un familiare a casa e non riesce più a gestirlo. Ci sono state sentenze che in alcuni casi particolari si può non pagare l'RSA, ma poi è un qualcosa che si ritorce anche verso la stessa RSA, che poi resta senza soldi. Come funziona? E secondo me è un sistema che imploderebbe se ci fosse questa legge che la mettono in atto, perché le RSA non potrebbero rimanere in piedi, perché non riceverebbero il contributo da regione. E quindi chi paga questi costi, chi li paga? Se il familiare giustamente non li deve pagare, chi li paga? E lo Stato non è in grado di assumersi questa responsabilità per adeguare queste rette. E sono dei costi enormi. Sono dei costi lo Noi siamo ricordiamo. il secondo paese più vecchio al mondo e la demenza purtroppo ne sta facendo da padrona per le malattie neurodegenerative. E il sistema, dal mio punto di vista, imploderebbe. Secondo me dovrebbero creare dei servizi su tutto il territorio nazionale, gratuiti per le famiglie,
cioè fare proprio un pensiero vero, tutte le associazioni, le istituzioni, creare una rete per far sì che le persone si incontrano e si crea un servizio alle famiglie, perché in questo momento molte famiglie, mi dispiace dirlo, ma sono lasciate sole, sono abbandonate a se stesse, non sanno dove andare a sbattere la testa. Io con la pagina non faccio niente, cerco di creare, però ci vorrebbe veramente un pensiero dietro importante da parte di tutte le istituzioni per aiutare le famiglie, perché stanno vivendo una vera tragedia. Chiaramente la nostra è una radio che vi mette a contatto con la politica, con chi ci sta governando, e quindi l'appello che facciamo, certamente abbiamo una bravissima ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, e quindi cercando di fare squadra con tutte le associazioni. Facciamo miracoli e dobbiamo continuare a farli. Dalla tua pagina Facebook TV dei ricordi estrapolo anche altre situazioni che sono però importantissime. Sono anche domande che sono certo arrivano anche da voi ascoltatori. Ad esempio, quando una persona con demenza dice mi hanno derubato perché non trova più qualche cosa, anche qua come reagire a questa Anche qui, frase? si chiama ladrocinio, questo problema, e la persona è convinta di essere stata derubata di un suo oggetto, che può essere la sua borsa, il portafoglio, un bracciale. Magari semplicemente l'ha nascosto e non si ricorda più di averlo messo in un cassetto. Guarda che succede anche a noi persone, tra virgolette, normali, che perdiamo qualcosa e dici: "Oh signor, me la rubò", eccetera. Poi semplicemente chissà dove l'avete messo, Però chiaro, una persona che ha questa problematica della demenza o comunque di un'anzianità particolare, anche qui ci vuole dolcezza, non bisogna rimproverarla. Mai avere uno scontro, perché come noi siamo convinti che nessuno gliel'ha rubato, la persona con demenza è convinta che gliel'ha rubato, e quindi avere uno scontro crea un conflitto. Cosa si può fare? Si può cercare di parlare di questo oggetto dove legittimiamo la sua emozione. Quindi, la borsa, come era fatta, cosa c'era dentro, c'eran le chiavi, cioè fare parlare a lei di quell'oggetto, per far sì che la persona si sente legittimata, e poi piano piano portarla nel cercare insieme quell'oggetto magari a casa, per vedere se è nel cassetto, e piano piano portarla nella realtà cercando di distrarla con cose reali naturalmente. Naturalmente quello che noi gli promettiamo, sia a casa che in un'istituzione, poi glielo dobbiamo mantenere. Certo, Perché se certo. no creiamo una falsa aspettativa. Sì. Ancora input dalla tua pagina TV dei ricordi, cercate su Facebook Claudio Scalzo, o per contattarlo naturalmente potrete chiedere tranquillamente alla nostra emittente. Stiamo cercando proprio di dare una mano ai caregiver, a chi si sente abbandonato, a chi vuole sapere di più, a chi si occupa di una persona anziana con gravi problematiche. Qui spezziamo anche una lancia per tutte le persone anziane che ci ascoltano e che stanno benissimo e che ce la fanno Certo. ugualmente, perché io c'ho un padre di 86 anni che mi fa un culo quadro se gli dico che ha problematiche, che assolutamente lo salutiamo, Pier Nicola è il più in gamba di tutta la famiglia. Però certo, quando si diventa grandicelli bisogna comunque cercare di fare squadra per aiutare quando c'è bisogno in famiglia, e tra le problematiche gravi leggo ad esempio quando una persona con questi problemi, con demenza, non riconosce più le persone. Anche qui come reagire? Perché è chiaro che quando non conosciamo il problema, la prima roba che ci viene: ma sei matto? Ma no, ma dai, ma quello lo zio, dai, eccetera, eccetera, e si alza la voce, si cerca quasi di fare polemica: ma dai, stai facendo apposta, non scherziamo. E invece? Invece, innanzitutto, non dire chi sono io quando si va da una persona, ma dirgli: "Mamma, papà, sono Claudio, sono Francesco, cioè dargli un rinforzo positivo, non chiedergli chi sono. Certo. E questo può aiutare la persona ad avere un ancoraggio.
Che è quello che faccio anch'io con gli ascoltatori molto spesso quando mi venite a trovare. A volte anch'io non mi ricordo il nome e quindi chi sei tu? Aspetta un attimo, ditemelo voi prima, non fatemi fare questa figura. E chiaramente nel nostro caso è perché conosciamo così tanti ascoltatori, siete un esercito di persone, soprattutto a Pontida. Ed è bello quando arrivate, uè, sono Francesco, ti immagini con chi ha dei problemi di memoria. Cosa aggiungere? Aggiungere sempre non contraddire e cercarlo di riportare, anche se non riconosce la persona, l'amore che noi trasmettiamo, quello lo sente. Le emozioni in una persona con demenza rimangono, quindi anche se non ci riconosce come figlio, come figlia, loro sentono l'amore che noi diamo. E quella è la cosa più importante. E la demenza quella cosa lì non la porta via. Quindi diamo tanto amore, tanti abbracci per far sì che la persona si sente bene con noi. E questa è forse la cosa più bella, parole importantissime e bellissime, cioè l'amore viene sempre riconosciuto al di là che quella persona capisca quanto capisca, ma il vostro amore viene riconosciuto da quella persona e questa è la cosa che non deve mai finire, sono certo non finirà mai. Claudio Scalzo, ripetiamo ancora una volta i tuoi contatti per chi ci ascolta ed è caregiver, chi si occupa degli anziani con gravi problematiche, in questo caso abbiamo fatto l'esempio dell'Alzheimer, ma ce ne sono tante di patologie simili, per avere una mano, per avere una formazione ulteriore rispetto a quella con la cura farmacologica che i vostri dottori, i vostri medici vi hanno consigliato, si può fare qualcosa di più. Claudio Scalzo, la sua pagina Facebook si chiama TV dei ricordi, terapia non farmacologica per malati di Alzheimer. Gli altri contatti, Claudio? Telefono è 349 168 7713, l'email è claudio.scalzo@libero.it. E anche per le istituzioni, per chi vuole in una RSA, in un centro diurno, caffè Alzheimer, una formazione per la TV dei ricordi, quindi adoperare il metodo che ho creato, perché la TV dei ricordi l'ho ideata io, cioè, e sono fiero di questa cosa perché tutti nel 2011 dicevano che la televisione non era adatta per la persona con demenza. Abbiamo creato un protocollo, una scheda di osservazione, ci avvaliamo anche dell'approccio capacitante per la comunicazione. Se volete una formazione per i vostri operatori, io sono a disposizione. Claudio, non possiamo che ringraziarti per questa tua missione. In chiusura facciamo vedere ancora questa bambola che rappresenta la vita per chi ha queste problematiche. La vita è proprio un accudimento della bambina, in questo caso. Della bambina per la persona con demenza. E quella vita che c'è ancora dentro in ognuno di noi e in ognuna di queste persone, anche se sono malate, c'è ancora vita e con questa bambola possiamo risvegliarla. Grazie davvero, Claudio Scalzo, grazie per questa gigantesca esperienza che ci hai regalato. Buon Grazie lavoro. a voi. Grazie, ciao. Sammy. Avete ascoltato